Siamo alla presentazione del Maggio Rodigino 2024 con la direttrice artistica Zoe Pia e quest'anno dedicato in modo particolare alle donne e alla parità di genere. Assolutamente sì, grazie mille e che sia un maggio all'insegna della cultura e della fioritura di nuovi propositi per uno sviluppo che rimanda a quel benessere a cui si ambisce entro il 2030. Com'è stata la partecipazione, le adesioni? Devo dire che abbiamo avuto un grande successo in questo senso, più di 20 enti della città hanno manifestato il proprio interesse nella proposta di eventi culturali di ampio genere e non ce l'aspettavamo. In realtà questo ha significato per noi che la tematica è stata particolarmente sentita e c'è stata una volontà da parte di tutti di contribuire appunto allo sviluppo culturale della città, che può diventare e riverberare all'esterno del territorio.